Gli anticorpi di fronte ai rischi di infiltrazioni mafiose si devono rafforzare sempre di più. Quando diciamo che il pubblico è un antidoto, lo diciamo perché nel momento in cui c'è il controllo di una maggioranza, di una minoranza, di organismi democratici, allora i cittadini possono avere la speranza di sapere che cosa sta succedendo. Quando andiamo nelle mani del privato, anche quando il privato è serio, non è detto che si sappia dove spesso si va a finire. Quindi io credo che per quanto riguarda in particolar modo la casa di riposo di Bassano, una riflessione, le domande che ci siamo posti sulla qualità del servizio, sul futuro del servizio e sul come garantire un presidio per gli anziani del nostro territorio, non solo di Bassano ma di tutto il comprensorio, sia qualcosa che deve interrogare velocemente l'amministrazione. Si amministra il proprio territorio come si ritiene, ma credo che di fronte a un caso del genere e ai rischi anche paventati a livello nazionale si debba fermare le macchine e ragionare di nuovo su un sistema pubblico che ha bisogno di essere rafforzato e valorizzato. ISAC fino ad alcuni anni fa aveva liste d'attesa, ora non si riempiono nemmeno metà dei posti. Ci sono anziani che dopo pochi giorni, le famiglie che possono, li spostano. Ci sono problemi di disservizi, il personale è in difficoltà. Un cortocircuito che bisogna prendere in mano, guardare in faccia e risolvere.